lavoro per l'autonomia in Veneto procede, a breve si chiuderà l'accordo su 4 materie, l'ha annunciato oggi il presidente Stefani al Consiglio regionale, ma per il Partito Democratico l'autonomia è solo una scatola vuota. Dopo la costituzione di Futuro Nazionale, Vannacci lascia la Lega avanti da solo, esulta il Carroccio Veneto con l'ex governatore Zaia che non usa giri di parole, era un corpo estraneo. A Mestre crescono paure e insicurezza, la denuncia della CGIL, il centro diventato zona rossa è sintomo dell'incapacità di governo della città. Nuovo sollevamento delle barriere del Mose questa mattina per proteggere la laguna dall'acqua alta dall'inizio dell'anno. È la 9ª volta che il Mose viene messo in funzione. Operai bloccati alla bretella ferroviaria dell'aeroporto, in crisi finanziaria la ditta incaricata dei lavori. Oggi il confronto tra lavoratori e sindacati, via alla cassa integrazione. Si sono incontrati per la prima volta nello studio di Ring il patriarca di Venezia Moraglia e il presidente della regione Stefani, sotto i riflettori il futuro del Veneto e soprattutto dei giovani. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali c'è la politica. Notizia dell'addio di Vannacci alla Lega che è piombata in Consiglio regionale a metà pomeriggio, mentre si discuteva dell'autonomia con Alberto Stefani che ha fatto il punto e di fatto ha annunciato che a breve si chiuderà l'accordo su 4 materie. La delega all'autonomia è un percorso che ho seguito in prima persona, prima come relatore del disegno di legge approvato nel 2024 e poi come presidente della Commissione bicamerale sull'attuazione del federalismo fiscale, che è un altro filone di riforme che prosegue e che porterà di benefici al nostro territorio. Il lavoro per l'autonomia in Veneto procede, a breve si chiuderà l'accordo su 4 materie. L'ha annunciato il presidente Stefani al Consiglio regionale, spiegando i vantaggi concreti che porterà l'intesa prima di passare all'ok finale della conferenza Stato-enti locali e delle Camere. Si tratta di sanità, protezione civile, professioni e previdenza complementare integrativa. Un passo in avanti, commenta il presidente del Consiglio regionale Zaia, ma ricordando che le materie in tutto sono 23. Si va avanti nella direzione di trattare con il governo. Questo è un passaggio fondamentale perché ho firmato una preintesa prima della fine del mio mandato e la preintesa è sostanzialmente una pietra miliare dal punto di vista giuridico. Adesso con questo mandato di oggi che verrà dato al presidente Stefani potrà andare a concretizzare questa firma a chiudere questa prima partita di 4 materie. Dopodiché ricordo che la Costituzione prevede la possibilità di trattare su 23 materie e noi, in virtù del mandato che ci hanno dato i Veneti, 2.328.000 Veneti, quel 22 ottobre 2017 ci hanno detto andate avanti andando a votare al referendum, ecco questo mandato è un mandato chiaro, trattare su tutte le materie. Stefani ha sottolineato come ciascuna delle 4 materie possa portare benefici diretti al Veneto. In sanità, ad esempio, l'accordo permetterà di utilizzare in modo più efficiente le risorse del Fondo Sanitario Nazionale, sbloccando oltre 17 milioni di euro. Per la protezione civile, invece, il presidente di regione potrà assumere il ruolo di commissario in caso di emergenze nazionali o introdurre ordinanze speciali. Sulle professioni, la regione potrà aggiornare gli elenchi professionali, riconoscere qualifiche straniere più rapidamente e includere oltre 20.000 operatori economici ora privi di adeguata qualifica. Infine, la previdenza complementare integrativa, che sarà gestita direttamente dalla Regione con la possibilità di promuovere fondi specifici e garantire più autonomia nella gestione per i dipendenti regionali e del servizio sanitario. Ma per il capogruppo del Partito Democratico e portavoce dell'opposizione Giovanni Manildo, l'intervento di Stefani, definito in piena continuità con Zaia, è un esercizio di pura retorica che non sposta di 1 millimetro la realtà dei fatti, ovvero dice che l'autonomia resta una scatola vuota. Dicevamo, proprio su questo Consiglio regionale è piombata la notizia dell'addio ufficiale di Roberto Vannacci alla Lega, addio che ha l'effetto di un terremoto, conseguenze sono previste anche in Veneto. Direi nulla salus extra ecclesiam e quindi
alla fine si è sempre verificato così. Si affida al latino a una massima attribuita a San Cipriano. Alberto Stefani, raggiunto dalla notizia dell'addio ufficiale di Roberto Vannacci alla Lega, mentre si trova in Consiglio regionale per parlare di autonomia. Non c'è salvezza fuori dalla Chiesa, dice Stefani, quando la Chiesa è ovviamente il Carroccio. Quello in atto del resto è uno scisma con il generale vice di Salvini che ha rotto un indugio. A metà pomeriggio, dopo ore frenetiche, il messaggio social con Futuro Nazionale che diventa un nuovo soggetto politico. Proseguo da solo, lontano da impicci e compromessi, la frase ribattuta dalle agenzie. Non un gesto di impeto. Contemporaneamente viene diffuso quello che ha tutta l'aria di essere un programma orgogliosamente di destra e sovranista. Deluso e amareggiato la prima reazione di Salvini, mentre Stefani, dopo la citazione latina, si affida alla Realpolitik. Credo che ognuno poi risponda delle proprie scelte. Abbiamo visto che fuori dal partito chi cambia casacca non ha gran fortuna. Di certo Vannacci resta a Bruxelles proprio in virtù del seggio messogli a disposizione da Salvini. Tra i leghisti c'è già chi vorrebbe un suo passo indietro, le dimissioni da europarlamentare. Io credo che chi ovviamente ricopre una carica grazie ad un partito dovrebbe ricordarsi di quel movimento. Quindi credo che ognuno poi risponda delle proprie azioni davanti ai cittadini. In Lega di fatto la notizia era attesa, in pochi strabuzzano gli occhi, in tanti invece sembrano tirare un sospiro di sollievo. E non sono sorpreso che non c'è nulla di nuovo sotto il sole, che è la conferma, vista la lunga carriera che ha avuto in Lega, ovvero neanche un anno, che è la conferma che ha preso atto di essere un corpo estraneo, probabilmente aveva altro progetto, non ha trovato giusto substrato per farlo crescere in Lega e oggi decide di camminare con le sue gambe. Bene, è un'ottima notizia, io spero che sia vera, proprio perché insomma, con lui se ne possa andare anche tutto quel caravanserraglio di affermazioni lontane, così lontane dalla cultura della Lega, che ci hanno fatto più male che bene. Zaia e Marcato esultano per l'addio di Vannacci. In fondo bastava poco candidarsi alle europee, così il problema non sarebbe mai esistito. La stoccata che sa di rendezvous di Giuseppe Paolin, responsabile organizzativo veneto del Carroccio, si sommano mal di pancia. Dà invece voce agli amministratori e all'esercito dei sindaci il primo cittadino di Gaiarine, leghista doc, Diego Zanchetta. Se faccio un pensiero così direi proprio zero. Cioè, escludo che ci sia qualcuno che lo possa seguire. Ha fatto la sua scelta e se questa è la sua strada non si è identificato nella Lega o la Lega non si è identificata in lui, è giusto che le strade si separino. Attenzione però, il fattore Vannacci non riguarda solo la politica nazionale che già guarda alle elezioni del 2027, ma pure gli equilibri immediati in regione dove ogni voto pesa. Una volta archiviato il monocolore zaiano, Stefano Valdegamberi, decano a Palazzo Ferrofini, è più che possibilista. Le idee generali sono le mie idee, ma sono le idee di una certa parte del centrodestra. Poi faremo una valutazione, parlerò con lui, con altri e valuteremo cosa fare. Io credo che Vannacci abbia deciso di uscire dalla Lega dopo che sia stato spinto fuori dalla Lega, perché lui ha trovato un ambiente ostile che per mesi e mesi continuano ad attaccarlo e a spingerlo fuori. Il retroscena e gli interrogativi sono dietro l'angolo. Stamattina uno nel motoscafo mi dice: ma allora quando è che se ne va via? Quasi avessero la voglia che se ne andasse. Io avrei preferito che Vannacci rimanesse nella Lega. Non ritengo molto diverso la posizione di Vannacci a quello che diceva un certo Gentilini a Treviso o altre persone al quale spesso si richiamano i nostri capi della Lega locale, e quindi trovo un po' quasi una persona che faccia dell'ombra, che non dia fastidio, quasi un impedimento. Mestre crescono paura e insicurezza, la denuncia questa volta arriva dalla CGIL. Paura di prendere un autobus, di muoversi nel centro della nostra città, a orari non tardi la sera. Una situazione che denunciamo con forza perché è fuori controllo. A Mestre la sicurezza è diventata un'emergenza quotidiana soprattutto per chi lavora. Lavoratrici e lavoratori non possono vivere con la paura di uscire la sera a prendere un autobus o rientrare a casa dopo il turno. A lanciare l'allarme è la CGIL di Venezia, che parla di una situazione ormai fuori controllo, resa evidente anche dall'istituzione della cosiddetta zona rossa nel centro città. Scegliere di far diventare zona rossa il centro della città semplicemente certifica il fallimento
del governo del territorio, della garanzia della sicurezza. La sicurezza è un diritto delle persone, la sicurezza è un diritto delle lavoratrici e dei lavoratori, dei pensionati, degli anziani che devono potersi muovere, andare a lavorare nella nostra città senza avere paura. Al sindacato arrivano segnalazioni sempre più frequenti e preoccupanti. Negozianti, addetti dei pubblici esercizi, raccontano di timori concreti nelle ore serali e notturne, ma la paura riguarda anche molte persone anziane che evitano di recarsi in banca o in posta per timore di aggressioni. È emblematica la situazione di Piazza Ferretto e delle aree limitrofe. Servono investimenti nei presidi di polizia locale, nella prossimità, come nella presa in carico della situazione di disagio. Nuovo sollevamento delle barriere del Mose questa mattina per salvare la laguna di Venezia dall'acqua alta. La chiusura di tutte le barriere è cominciata alle 8:46 per una perturbazione iniziata ieri sera e che sarà seguita da ulteriori perturbazioni nei prossimi giorni. Dall'inizio dell'anno è la 9ª volta che il Mose viene messo in funzione, la 133esima da quando ha iniziato la sua attività. Operai bloccati alla bretella ferroviaria dell'aeroporto, in crisi finanziaria la ditta incaricata dei lavori. Oggi l'incontro fra lavoratori e sindacati, via alla cassa integrazione. Tutela occupazionale e copertura salariale, seppur parziale, per 15 settimane 83 dipendenti su 100 coinvolti nel cantiere. Parallelamente una parte del personale continuerà a essere impiegata con operatori di mezzi, ferraioli e carpentieri. L'organizzazione del lavoro prevede 5 squadre da 15 operai che si alterneranno con una settimana di attività e 4 di regime di contratto di solidarietà. Per quanto discusso nell'incontro tra i sindacati di CGIL, CISL e UIL, le lavoratrici e i lavoratori del consorzio Desium guidato dal gruppo Riziani De Ecker, queste sono le condizioni. Abbiamo avuto un incontro con l'azienda, con i responsabili della Desium, in modo tale di garantire una copertura per il momento e quindi un utilizzo di un ammortizzatore sociale. In questo caso si utilizzerà il contratto di solidarietà. I lavoratori si alterneranno con una settimana di lavoro e 4 di cassa integrazione straordinaria, quindi di contratto di solidarietà. E gli impiegati avranno un'alternanza al 50%. L'obiettivo è uno soltanto, spiegano i sindacati: ripartire il prima possibile con i lavori della bretella ferroviaria per l'aeroporto di Venezia. Da parte loro, i sindacati chiedono all'azienda chiarezza in merito al futuro del gruppo e quali prospettive ci siano per una pronta ripartenza. Un primo importante passo quindi è stato fatto. Adesso abbiamo bisogno di sapere informazioni, soprattutto sull'impresa madre, la Rizzani ed Ecker, perché è importante che questo cantiere, importante per il territorio, per lo sviluppo, riparta al più presto. Sempre per la cronaca sindacale, è scaduto oggi il mandato dell'RSU del Teatro La Fenice, riunione nel pomeriggio tra sovrintendenza e maestranze, grande assente Nicola Colabianchi. Il sovrintendente ha deciso di non presenziare alla riunione tra RSU, segreterie e direzione. Vari temi soprattutto di natura tecnica e di organizzazione interna del teatro, ma di Nicola Colabianchi nemmeno l'ombra. Le maestranze della Fenice speravano, dopo l'ultimo incontro di ottobre, di poter dialogare faccia a faccia con il sovrintendente. Terzo tentativo andato in fumo. Oggi è stato anche l'ultimo giorno di mandato di questa RSU, che per 3 anni ha svolto un importante e magnifico lavoro. Quindi ci si aspettava anche dal sovrintendente un momento di incontro per un saluto di congedo. E così non è stato. C'è del rammarico, ma i sindacati non arretrano, forti del sostegno del pubblico, mentre il fronte istituzionale resta compatto. Intanto lo stato di agitazione si estende a tutti i teatri lirici italiani. Le celebri spille diventano simbolo, raggiungendo quota 11.000 e continuano a essere richieste in tutta Italia e persino all'estero. Un segnale forte, mentre l'avvertenza sul rinnovo del contratto e sulla nomina della nuova direttrice musicale resta bloccata. E l'incontro di Beatrice Venezzi con l'orchestra e il coro della Fenice resta per ora un punto interrogativo. Voltiamo decisamente pagina, facciamo il punto sul turismo nel litorale veneziano.
soddisfare e risolvere alcuni problemi di overtourism, dove abbiamo visto che il 73% dei flussi turistici spesso è concentrato sul 4% del territorio. Questa è la priorità. Dati che arrivano dalla regione che confermano il Veneto e il suo litorale punto di riferimento per i turisti, circa 73 milioni. Nella costa, in 5 comuni, si concentra una ricchezza economica e turistica che è pari al 30% di tutto il turismo veneto. L'80% di quei 73 milioni si concentra invece su 20 comuni del nostro Veneto, e quindi questo cosa deve far ragionare? Sicuramente sappiamo che sono motori trainanti, ma devono essere sempre di più a servizio anche dei comuni limitrofi per cercare quella sinergia e non solo aumentare il numero di queste presenze, perché è il nostro obiettivo, quindi la quantità su tutto il Veneto, ma farlo su tutto il Veneto aumentando la qualità. Un obiettivo che la regione si pone ma che trova numerosi ostacoli, sia in termini di viabilità che in termini di reclutamento di personale, nonché la necessità di ripensare l'urbanistica dei territori costieri per permettere agli operatori di risiedere. Sul tavolo ci sono già le soluzioni già proposte o già condivise con gli operatori, penso alla Via del Mare, penso al casello verso Bibbione, naturalmente la spiaggia di Caorle. Dobbiamo essere territori attrattivi e perché i giovani trovino lavoro nel turismo, nel commercio, nell'artigianato, dobbiamo dare delle risposte a delle esigenze primarie, quella abitativa e quella anche di servizi a 360 gradi, oltre che per la sanità anche per l'aspetto della formazione. È un lavoro importante che dovrà anche riavvicinare e dialogare insieme i giovani di una generazione che parla una lingua un po' diversa, ma sono anche convinto che se riusciremo a coinvolgerli maggiormente nei nostri progetti potremo anche ritrovare quel sistema che in tutti questi anni ha decretato poi il successo nel nostro settore. A fare da sfondo ai numeri le persone. È ormai chiaro a tutti gli operatori che lavorano nel settore turistico come il modo di vivere la vacanza sia cambiato. Si cercano esperienze, sostenibilità, tranquillità e una comunità cittadina pronta ad accogliere queste esigenze. La costa veneta è il primo distretto per il turismo e quindi sicuramente ha superato la costa romagnola. Credo quindi che noi dobbiamo da questo primato farne derivare sicuramente un territorio in cui si devono arrivare delle risorse e anche una grande responsabilità, perché sia le istituzioni che i nostri imprenditori stanno continuando a lavorare, a formarsi, a investire. Si sono incontrati per la prima volta ieri sera nello studio di Ring il governatore del Veneto Alberto Stefani e il patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, sullo sfondo il Veneto del futuro e soprattutto i giovani. Noi abbiamo i nostri ragazzi che hanno contatti in una giornata infiniti, ma non incontrano un volto umano. Sì. E allora cosa abbiamo? Dei tecnocrati, delle persone che mancano di empatia. A me colpisce vedere che i grandi geni dell'intelligenza artificiale arrivano a un certo punto in cui dicono manca l'empatia. Dovremmo avere la capacità di dire non è giusto chiamare questi supporti tecnici che sono il futuro intelligenza. Cioè è sbagliato. È intelligente, non è intelligenza. Un futuro che non si può bloccare ma che si deve governare perché la tecnologia sia al servizio e non al comando delle nuove generazioni. I giovani al centro del Veneto nella riflessione del Patriarca di Venezia, protagonista assieme al Presidente della Regione della puntata speciale di Ring, che per entrambi ha rappresentato una prima volta insieme. Non vi eravate mai visti, credo, dal vivo, è vero? Beh, è la prima occasione di tante altre occasioni che spero di poter condividere. È vero, Patriarca, ancora non vi eravate incontrati. Prima volta che ho incontrato il Presidente, sì. Il futuro del Veneto passa necessariamente per loro, i giovani sempre più spesso al centro della cronaca. Ma, avverte il Patriarca, le soluzioni emergenziali sono solo gli ultimi tasselli del mosaico. Certo, il metal detector è l'estrema ratio, però unita ad altri tipi di incontro con i nostri giovani, deve essere l'inizio, direi, di un modo diverso di concepire anche l'ingresso dei giovani nella società, come anche credo sia importante avere con loro un vocabolario che comprende la parola diritti,
perché i giovani hanno dei diritti, ma anche la parola doveri. Adulti e famiglia, la chiave per cambiare le cose. Di qui si deve passare per forza di cose. Il tema dei giovani interpella soprattutto il tema degli adulti, dei contesti culturali, sociali in cui i nostri ragazzi trovano o non trovano una possibilità per diventare persone responsabili. Raccontare i giovani però significa anche valorizzare la maggioranza dei ragazzi, quelli che non finiscono sui telegiornali, studiano, fanno volontariato, si impegnano, sognano una società migliore. Io credo che ai giovani dobbiamo dare anche spazio, dobbiamo dare anche voce, proprio per questo abbiamo lanciato il Consiglio regionale dei giovani, che viene organizzato grazie al supporto anche magari degli istituti scolastici, in modo tale che possano proporre iniziative e anche, perché no, dei progetti di legge al Consiglio regionale. Ed è tutto da Venezia e provincia. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.